che la Sicilia non è terra di mafia, è terra di Archimede, ma ripeto, bisogna far capire che cosa ha fatto Archimede e bisogna farlo capire a tutti. Io ho fatto, come loro sanno, il giro del mondo per motivi scientifici e vi assicuro che nel mondo Archimede è considerato greco. Quando io dico è nato a Siracusa, dico sì, vai, lascia perdere. Come lascia perdere? È nato a Siracusa. Archimede è siciliano, non è greco. Archimede ha capito una tale quantità di cose che se fosse stato di origini diverse da quelle siciliane lo saprebbero tutti nel mondo. Ecco per quale motivo io rinnovo la mia gratitudine al Presidente per avermi dato l'occasione di parlare di questo grande problema, affinché l'immagine della Sicilia nel mondo sia associata a un intelletto che nel corso di più di 10.000 anni è riuscito a capire cose che nessuno aveva mai capito.